Napoli moltissime persone si chiamano Antonio, Tonino, Antoniuccia, Antoniella, Antonietta, e questo si deve al fatto che Sant'Antonio di Padova è stato per tanti anni non solo uno dei coprotettori della città di Napoli, ma fu addirittura protettore della città. Ma quando parliamo a Napoli di Sant'Antonio molto più spesso ci riferiamo non al santo portoghese che è morto a Padova, Sant'Antonio di Padova, ma all'altro Sant'Antonio, Sant'Antuono, quello che celebriamo il 17 gennaio coi Fugarazzi Sant'Antonio, quello che dà il nome al mercato popolare più antico di Napoli, Obuber e Sant'Antonio Abate. Siamo davanti alla chiesa di Sant'Antuono Abate a Piazza Carlo III, il santo del 17 gennaio, quello che viene celebrato con questo rito purificatorio, che erano, perché oggi sono in qualche modo vietati, i Fugarazzi Sant'Antuono, 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 Piglito Viecchi e Dammo Nuovo. Ovviamente è il santo che apre i festeggiamenti del Carnevale, il santo che apre anche la cerca dei fuyenti, i devoti della Madonna dell'Arco a Sant'Anastasia, insomma. Il 17 gennaio succedono davvero un sacco di cose. La connessione semantica col fuoco è dovuta anche al fatto che Sant'Antonio protegge tutti i mestieri legati al fuoco, maniscalchi, qualora ce ne fossero ancora, pizzaioli, fornai, tutti coloro che in qualche modo lavorano col fuoco, ma è anche il protettore degli animali. Ed ecco perché nell'iconografia popolare viene sempre riprodotto con un maiale a fianco. Sì, perché il maiale? Perché dal grasso di maiale gli antoniani ottenevano, con una ricetta segreta, un unguento che serviva a lenire i fastidi dell'herpes zoster. Tra le altre cose, questa questione del maiale dà origine a una serie di divertenti locuzioni napoletane. Quando per esempio una coppia è male assortita, in cui isse brut brut brut, lei è bella, bellissima, si usa dire guarda là, wow, ma parlano proprio Sant'Antonio Purc. Oppure quando qualcuno si innamora di una cosa brutta, della macchina brutta, dice guarda, Sant'Antonio si è innamorato di Purc. Dicevo, gli antoniani erano però autorizzati ad allevare maiali nel centro storico. Immaginate che puzza che c'era insomma da queste parti, perché Sant'Antonio Abate protegge anche da un'altra malattia che è l'herpes zoster. Herpes significa serpente, questa cintura di fuoco, no? Ma la connessione semantica a Napoli è un po' più complicata, è un po' più complessa. Sant'Antonio era Sant'Antuono Abate, questo eremita egiziano fu tentato dal demonio del deserto e resistette alle tentazioni del demonio e il demonio lo bruciacchiò. Ecco, questa è la connessione per l'herpes zoster. Nel nostro caso è un po' più complesso. In questo luogo gli antoniani dispensavano il lenitivo, l'unguento che serviva a lenire i fastidi dell'herpes zoster, donde nella città di Napoli la malattia assunse il nome del luogo dove si dispensava il lenitivo, o Fuoche Sant'Antonia. E proprio per i più napolegni di voi, sapete come si dispensava questo lenitivo? Gli antoniani lo dispensavano all'interno di una figurella di Sant'Antonio, quindi un po' di grasso di maiale sostanzialmente, questo unguento miracoloso veniva messo all'interno di una figurella e veniva consegnato ai pellegrini che si recavano qui alla chiesa di Sant'Antonio Abate. Ovviamente una cosa di valore infimo, veramente di nessun valore. E ancora oggi, quando qualcuno per esempio viene ricompensato in maniera inadeguata rispetto al lavoro svolto, usa ancora oggi dire ma che marai frummel, ma che marai un lardin da fiura, ecco, un lardin da fiura, con riferimento semantico proprio al grasso di maiale che veniva dispensato dagli antoniani nella figurella di Sant'Antonio. Che lingua che abbiamo noi!